Veneto ancora una volta ferito. È passato solo un mese dal tornado che si è abbattuto sulla riviera del Brenta lo scorso 8 luglio e ora un altro disastro con cui fare i conti. La montagna ha riversato su San Vito di Cadore, pochi chilometri da Cortina, fango e rocce. Siamo in quello che era il parcheggio della seggiovia. Guardate questo masso, è stato trasportato fin qui dall'acqua. La frana è partita da qui, travolgendo tutto e uccidendo 3 persone, tra cui una 14enne. Acqua e detriti sono arrivati fino a un soffio dal paese. Prima di fermarsi hanno sventrato questa casa. Il signor Enrico dormiva al primo piano, sopra l'agenzia immobiliare che ora non esiste più. C'è poco da dire, basta guardare. Abbiamo sentito un boato, sono andato a vedere, ho visto l'acqua fuori. È durato tutto? 2 minuti? È stata una bomba che aveva portato via. In paese tutti ricordano il boato di quella notte. Grande rumore, 5 secondi e tutto finito, guarda il disastro. Una cosa spaventosa, mai visto in tanti anni, mai. Così grosso, difficile, non ha mai fatto da più di 100 anni. In quel momento non c'ero e quando sono tornato ho trovato il finimondo. Era il mio angolo di paradiso e è stato sconvolto. Purtroppo le modificazioni climatiche a cui stiamo inequivocabilmente assistendo rendono sempre più frequenti eventi di proporzioni catastrofiche, che non sono prevedibili e quantificabili, ma abbiamo comunque il dovere di fare del nostro meglio per assestare il territorio. C'è bisogno di continuità, di attenzione, di monitoraggio e di mettere in campo risorse e di mettere in campo anche procedure snelle che permettano l'impiego delle risorse. Proprio come per il tornado in Riviera del Brenta, la Regione chiederà lo stato di emergenza. Per contare i danni è ancora troppo presto, ma intanto il Cadore è già stato incluso dal Governo nello stanziamento di 150 milioni per le zone colpite dal maltempo. È la dimostrazione che siamo stati bravi in questi 5 anni perché siamo una delle poche realtà che ha cantieri pronti da far partire. Ma 150 milioni non sono abbastanza. Zaia da Roma vuole tutti i soldi necessari a completare il piano per la messa in sicurezza dell'intero territorio veneto. Questo piano peraltro per quel che ci riguarda è già operativo, abbiamo già realizzato 900 opere, grandi e piccole, però è altrettanto vero che i 3 miliardi devono essere finanziati dal governo e la natura vince sempre, però noi possiamo comunque attenuare gli effetti della natura.